questione non è il picchiare, ma finire come è finita mia sorella. Possono anche passare anni e anni e anni, ma comunque 90% è sempre così che si finisce. Uccise da un amore che non è amore. C'è il silenzio del dolore che neppure i cuori fucsia cuciti a mano con la J incollata, un rito brasiliano del saluto, riesce a lenire. Ad attendere Jessica Stappazzollo, uccisa da un amore che non è amore, ci sono la sorella Laisa, il papà Adair arrivato dal Brasile, mamma Rosemary, i fratelli, la sorella e uno dei 2 figli della donna. 33 anni, brasiliana, Jessica Stappazzolo è stata uccisa con 27 coltellate dal compagno Douglas Reis Pedroso, 44 anni, che ha confessato il delitto e adesso è in carcere. Una violenza cieca, l'ennesima sul corpo di Jessica, che non riusciva, nonostante varie denunce, a non tornare da lui. Che lui era cambiato, che non aveva paura, che riusciva a reggere la situazione, la retta fino all'ultimo, questo è sicuro. Ma non era così che doveva finire. Ho fatto il possibile, non è servito. Cosa le ha detto l'ultima volta che l'ha sentita? Cosa continuava a dirle? Di andarsene via, di trovarsi un posto. La situazione è sempre la stessa, no? Non si trova. Nessuno ha aiutato, nemmeno noi. Questo è il peso che ci portiamo sulle spalle, il non essere riusciti ad aiutare. Ci aveva provato la famiglia, anche i vicini di casa. Il paese di Castelnuovo del Garda piange questa giovane donna con una celebrazione funebre sobria, presieduta dal vicario generale della diocesi di Verona, Monsignor Osvaldo Checchini. La bara coperta di rose bianche, il pianto inconsolabile della mamma, del papà, degli amici e di chi ancora una volta, senza risposta, domanda perché. Con la forza di questa domanda e le lacrime trattenute, a tutte le donne la Isa Stappazzolo rivolge un messaggio. Scappate il prima possibile, primi segnali che vedete denunciate, non si può stare fermi a vedere e a sperare, alla fine è il nulla.